Questa è una delle prime, direi, manifestazioni, ma non la prima forse, che tu hai varato con il nuovo corso, con il nuovo consiglio di delegazione di Vicenza, e da qui stiamo partendo per un percorso che in qualche modo riprende quello che ti ha lasciato Michael Fleiner per ampliare il progetto della delegazione. Certo, io sono stata eletta a giugno, quindi effettivamente sì, la prima manifestazione, grande manifestazione, dove la presiedo come delegato provinciale, e quindi è stato un debutto anche per me. Sì. Ed è bello perché tra l'altro con la tua elezione sono ben 2 le donne adesso in consiglio regionale, quindi insomma la presenza femminile finalmente si fa notare, perché finora c'era stata questa prevalenza maschile tipica ovviamente di un settore come quello del vino, dove però le donne si stanno affacciando con molto interesse, anche perché hanno delle qualità di degustazione, di anche ascolto del vino forse anche differenti, diciamo, da quelle dell'uomo, no? Sì, si è visto sicuramente un aumento esponenziale, soprattutto ai primi livelli della presenza femminile. Sicuramente c'è un po' di più forse sensibilità, tendenzialmente sono comunque le donne che cucinano, quindi c'è magari una cosa un po' più accurata sia a livello olfattivo che gustativo, la ricerca di qualcosa in più, e quindi probabilmente su questo siamo un po' avvantaggiate. Bella questa presenza nel consiglio di 2 donne che porteranno sicuramente questo lato femminile, questo lato interessante. Adesso io subito ti lancio prossimo appuntamento. Mi parlavi di Villa Angarano, mi parlavi di altre cose, no? Sì, il prossimo appuntamento è una visita che noi come delegazione faremo a Villa Angarano. Siamo nella zona di Bassano, è una bellissima villa palladiana, anche se di Palladio sono rimaste soltanto le barchesse laterali, mentre la parte centrale del 1700 circa, dove c'è una bellissima espressione soprattutto di Vespaiolo. Faremo infatti una verticale di Vespaiolo. Ecco, abbiamo sentito il rumore del provenire dal selciato ed è in arrivo il nostro direttore del consorzio, Giovanni Ponchio, quindi fra poco avremo lui ai nostri microfoni, dopo che avrà provveduto a sistemare alcune cose, e naturalmente quindi col consorzio una grande collaborazione anche dopo che c'è stata questa bella occasione dell'inaugurazione a cui tu eri presente dell'enoteca del consorzio proprio in piazza Alonigo. Assolutamente sì, tant'è vero che a novembre anche faremo un gemellaggio con il Rotary Club di Vicenza, proprio perché comunque il territorio, il consorzio, il vino eccetera è fatto da persone tutte quante che hanno con un unico scopo, che è proprio quella di portare avanti i nostri prodotti sia dal punto di vista enologico ma anche gastronomico. Lo chiederemo anche a lui il risultato di questa apertura, ma sicuramente il fatto di essere in una posizione centrale di apertura ai turisti, a coloro che sono in passaggio, è sicuramente una bella occasione per presentare il territorio, per presentare i prodotti del territorio, quindi penso sia stata una scelta molto importante. Cos'altro possiamo aggiungere? Anche, come dire, l'importanza in qualche modo della struttura dell'AIS sul territorio, i corsi, anche quelli sono un bel fiore all'occhiello vostro, no Paola? Sì, siamo partiti adesso a settembre con 4 corsi, addirittura 2 primi livelli con quasi 50 persone a corso, e quindi sì, siamo molto soddisfatti proprio perché questa è la conferma che c'è interesse per il vino, e quindi cerchiamo di portare avanti questa cosa con il massimo entusiasmo possibile. Sì, il corso, come dire, è il primo gradino, il primo approccio verso, come dire, una conoscenza del vino più ragionata e meno emozionale, no? Certo che sì, sicuramente ci si avvicina ai corsi quando si ha già questa grande passione e la si vuole capire, si vuole comprendere il vino in tutte le sue sfaccettature. Io invece in maniera ostica non partecipo ai corsi, ma siccome partecipo alle vostre attività innumerevoli, praticamente come se facessi dei Ti corsi. faremo honorem sommelier.